Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Si è appena conclusa la diramazione del calendario 22-23 della stagione di Serie A. La faceva vedere DAZN, ma mi dispiace caro DAZN, io ho disdetto l'abbonamento, quindi me la sono seguita su Calcio Napoli 24. Signori, che ne dite? Andiamo ad analizzare queste 38 partite che me le sono segnate tutte a mano, come si faceva un tempo, per vedere un po' questo calendario del Napoli. Allora, premessa, per prima cosa iscriviti al canale di Neapolis 1926, è gratis. È cambiato qualcosa, sì, rispetto alla scorsa stagione, ragazzi? Aspettate un attimo, aggiusto un po' la telecamera, perché se si parla di scudetto, ragazzi, la prima e la seconda dovessero arrivare a pari punti, ci sarà una partita secca. Stessa cosa vale per la retrocessione, quindi è una sorta di playoff. Mettiamo caso il Napoli arriva a pari punti con il Milan quest'anno, 80 e 80, va bene? Non contano più gol in trasferta, gol subiti e differenza reti, ma conta a quel punto una partita secca per tutte e due le squadre. Quindi questa è una cosa da tenere in considerazione. Partiamo subito a vedere il calendario Napoli 22-23. Signori, alla prima di campionato è la Verona-Napoli. Il Napoli farà il suo esordio in trasferta nella Fatal Verona. Sappiamo che con il Verona è sempre stata una partita dura, tosta, maschia, e quindi devo dire la verità, sono curiosissimo di vedere questa prima di campionato proprio contro il Verona, perché il Verona, come detto, è sempre stata una squadra rognosissima per il Napoli, e quindi si vedrà la mano di Luciano Spalletti e si vedranno questi nuovi innesti se reggeranno proprio il colpo contro il Verona. Quindi è una partita molto delicata, quindi bene così, meglio partire subito con una partita tosta, maschia, per vedere il Napoli se ha carattere questa stagione. Poi, seconda di campionato, il Napoli farà il suo esordio in campionato in casa allo stadio Diego Armando Maradona. Vi ricordo che quest'anno ci sarà la capienza al 100%, ragazzi, non ci sarà più nessun obbligo di mascherina, nessun obbligo di tampone, non ci sarà più niente, è stato tolto tutto, quindi capienza totale dello stadio Diego Armando Maradona quest'anno è al 100%, quindi ottimo per i tifosi. Il 30, se non sbaglio, dovrebbe essere mostrata la campagna abbonamenti, ma poi faremo uscire anche un video su quello. Quindi Napoli-Monza, ragazzi, sarà la partita d'esordio allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli, il Monza di Silvio Berlusconi, che non è mai stato in Serie A. Speriamo che non voglia fare anche la prima vittoria in Serie A contro il Napoli. Quindi poi alla terza, ragazzi, bella tosta, aiù. Si vola a Firenze per Fiorentina-Napoli, e anche questa partita veramente tosta, perché sappiamo che ultimamente la Toscana per il Napoli è terra che non porta tanti punti, lo sappiamo, no? Basta guardare l'ultima partita con gli Empoli, poi con la Fiorentina in casa, quindi le squadre toscane al Napoli fanno veramente male, e sono molto curioso anche di vedere qui i vari Cravasteia, Oliveira, se ci sarà Mertens, se ci sarà Deulofeu, staremo a vedere, perché poi bisogna anche ricordare a molti che quest'anno, per via dei mondiali che ci saranno in Qatar, si giocheranno 4 partite, ragazzi, con il calciomercato aperto. Quindi occhio, perché ci saranno le prime 4 giornate dove tu puoi andare a comprare giocatori se ti manca qualche giocatore, quindi è ottima questa cosa, quindi il mondiale in Qatar qualche beneficio lo ha portato. Poi alla quinta, ragazzi, anzi alla quarta, scusatemi, Napoli-Lecce, poi Lazio-Napoli, che sarà il primo big match in Serie A per il Napoli contro la Lazio. Poi abbiamo Napoli-Spezia, e alla settima, ragazzi, Milan-Napoli. Contate quante partite ha in trasferta il Napoli nel girone di andata contro le big.
sono pochissime, ora poi ne parliamo. Poi all'8ª Napoli-Torino, Cremonese-Napoli, Napoli-Bologna, Roma-Napoli all'11ª, anche questa ragazzi partita in trasferta per il Napoli. Poi si continua e qui arriva il punto dolente, perché dall'11ª alla 14ª ragazzi saranno partite di fuoco, perché come detto all'11ª ci sarà Roma-Napoli, poi alla 12ª ci sarà Napoli-Sassuolo, e lo sappiamo molto bene il Sassuolo quando vede il Napoli come gioca. Alla 13ª ci sarà Atalanta-Napoli, quindi c'hai 3 partite veramente toste, Roma, Sassuolo ed Atalanta. Io non so, quando fanno i gironi secondo me buttano, dici ma che c'è, ma faglielo un carosello al Napoli, qualche partita, 3 o 4 partite a fila per far perdere 5-6 punti, vai così. Poi alla 14ª, come detto, ci sarà Napoli-Empoli, poi Napoli-Udinese, e qui poi ci sarà la sosta per i mondiali. Ora, alcuni dicono i mondiali ora staranno fermi 2 mesi per il mondiale. Qualche presidente avrà messo qualche esposto contro la Lega per dire ok, ma i ragazzi che non vanno ai mondiali in questi 2 mesi cosa faranno? Ci sarà qualche alternativa? Faremo un campionato? Faremo qualcosa? Perché ragazzi, tenere fermi i giocatori 2 mesi è una cosa assurda, allucinante, che secondo me non è possibile avere una cosa così, ragazzi. Poi, dopo il mondiale, il Napoli sarà di scena a Milano per Napoli-Inter, signori miei. Poi alla 17ª Sampdoria-Napoli, poi alla 18ª ci sarà Napoli-Juventus, quindi il Napoli, l'unico big match che avrà in casa, ragazzi, nel girone di andata è proprio contro la Juventus. Il Napoli si giocherà Napoli-Juventus alla 18ª di campionato, e questo è l'unico big match che il Napoli ha nel girone di andata in casa. Tutti i big match il Napoli li gioca fuori. Questa è una cosa che scusatemi, mi ha sorpreso veramente, perché non me l'aspettavo a vedere tutta questa disuguaglianza, no? Nelle partite dei big match di casa e trasferta. Quindi praticamente giochi una sola partita a Napoli, poi tutto il resto con le big sono tutte fuori casa, ma va bene così, forse è meglio, Poi Salernitana-Napoli, che va a concludere, se non sbaglio, va a concludere la partita, il girone di andata. Poi ricomincia il girone di ritorno, come sapete anche quest'anno ci sarà il girone sfalsato, quindi non è uguale al girone di andata, sarà il girone diverso nel girone di ritorno, come in Premier League, ragazzi. E se il campionato di Premier League è uno dei più apprezzati al mondo, fatevi 2 domande e prendete spunto. In effetti hanno preso spunto e hanno detto campionato asimmetrico, il girone di ritorno si gioca un altro girone di ritorno, è giustissimo secondo me. Hai Napoli-Roma alla prima, poi hai Spezia-Napoli, Napoli-Cremonese, Sassuolo-Napoli, Empoli-Napoli, Napoli-Lazio. È incredibile, senti qua. Napoli-Lazio alla 25ª, alla 26ª Napoli-Atalanta, 27ª Torino-Napoli, 28ª Napoli-Milan. Cioè, poi hai Lecce-Napoli, Napoli-Verona, Juve-Napoli, Napoli-Salernitana. Cioè, vi rendete conto? Noi ci abbiamo nel girone di ritorno da Napoli-Lazio, anzi io ci metterei Sassuolo-Napoli dalla 23, 24, 25, 26, 27 e 28 fino alla 28ª. Qua hai 4 partite tostissime, perché hai Empoli-Napoli e dobbiamo vendicarci. Hai in casa la Lazio, poi hai in casa l'Atalanta, poi vai a giocare a Torino contro il Torino, ragazzi, e poi hai Napoli-Milan. È tosta, vai giù. È un campionato veramente tosto quest'anno. Poi alla 29ª Lecce-Napoli, alla 30ª Napoli-Verona, alla 31ª si giocherà Juventus-Napoli, quindi a Torino si andrà a giocare l'unica trasferta, continuo a ribadirlo, che il Napoli farà contro le big è proprio contro la Juventus. Poi dopo la Juve abbiamo la Salernitana in casa, Napoli-Salernitana, Udinese-Napoli, alla 34ª ci sarà Napoli-Fiorentina, alla 35ª Monza-Napoli, alla 36ª l'ultimo big match del Napoli contro l'Inter, Napoli-Inter. 37ª giornata Bologna-Napoli, il Napoli chiude il girone di ritorno in casa contro la Sampdoria. Quindi qualora, diciamo così, il Napoli dovesse lottare per lo scudetto,
ha l'opportunità di chiudere lo scudetto in casa all'ultima giornata. Sarebbe una cosa allucinante. Comunque, detto questo, questo era il calendario del Napoli 22-23. Partite toste, le prime 4 sono toste perché Guagliur ve lo vado a ripetere, c'è Verona-Napoli, Napoli-Monza, Fiorentina-Napoli e Napoli-Lecce e poi alla Lazio, Lazio-Napoli, quindi i big match, andiamo a ricapitolarli: Fiorentina-Napoli alla terza, poi abbiamo Lazio-Napoli alla quinta, Milan-Napoli alla settima, poi abbiamo Roma-Napoli all'11ª, alla 13ª Atalanta-Napoli, poi hai Inter-Napoli dopo il mondiale alla 16ª e poi abbiamo Napoli-Juventus alla 18ª. Per il girone di ritorno abbiamo alla 20ª Napoli-Roma, poi Napoli-Lazio alla 25ª, Napoli-Atalanta alla 26ª, Napoli-Milan alla 28ª, alla 31ª abbiamo Juve-Napoli e poi alla 36ª abbiamo Napoli-Inter. Questi erano i big match che il Napoli dovrà affrontare quest'anno. Allora, come hanno detto a Sky, non tutti hanno già la squadra pronta, il Napoli è una di quelle, ragazzi. Occhio perché nelle ultime ore è uscito addirittura il nome di Dybala per il Napoli. Non arriverà mai perché l'Inter gli ha offerto un contratto da 5 milioni a stagione, ma questo poi lo andremo a vedere nel video di più tardi. Anzi, più tardi uscirà uno sfogo, alle ore 18 uscirà uno sfogo contro Gonzalo Higuain. Caro Gonzalo, il karma esiste perché esiste, no? Perché esiste, lo sappiamo che il karma esiste. Tu dici il male che mi avete fatto vi è tornato tutto indietro, cari napoletani. Caro Gonzalo, ma lo vedi dove stai giocando? Ma lo vedi la fine che hai fatto dopo la Juventus? Caro Gonzalo, il karma ha girato anche per te. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate del girone del Napoli di quest'anno. Ciao aiù!